Appuntamento con Ice Veneto, torna a trovarci il nostro amico Vito. Buongiorno Vito. Ciao Marco. Ciao. Ciao, allora, ciao. iniziamo la settimana con questo viaggio in Liguria in pratica, perché ti preparo questi corsetti con il pesto di Maggiorana. Sì. Che cosa ci hai portato? Allora, chiaramente il piatto ha una tendenza dolce, cioè ricchezza di amidi, e quindi andrò a fare un abbinamento per contrapposizione, cioè alla tendenza dolce del piatto abbinerò l'acidità e la sapidità del vino. Ho scelto un vino della DOC Soave classico, quindi la zona più antica del Soave. L'uva è la Garganega. L'azienda ha scelto un vigneto particolare che si chiama Monte Alto ed è il vigneto che dà il nome al vino, appunto si chiama Monte Alto. Il fatto di essere in alto è molto importante, sai, te lo dice uno che di altezza se ne intende. Ecco, perché in altezza l'uva ha uno sbalzo termico fra il giorno e la notte importante e questo arricchisce le uve, i particolari profumi, arome. Quindi è un vino che se ci metti il naso profuma in maniera molto particolare, cioè ha una intensità olfattiva importante. Chiaramente vedi quanto è bello il colore. Perché? Perché l'uva è stata raccolta in surmaturazione, non solo, ma poi è stata vinificata in legno e quindi questo colore giallo non solo è dovuta all'annata, 2,20, 2,23 sono già 3 anni, ma alla surmaturazione in pianta e la fermentazione in legno fa sì che il vino acquisisca questo colore giallo che vira quasi al dorato. Molto bello, lo degustiamo. Fresco e sapido nella giusta misura, si abbina molto bene, ripulisce la bocca, invita al riassaggio. Mi corre l'obbligo di ricordare che questo è uno dei 2500 vini censiti sulla nostra guida online Vinezia, sempre accessibile dal nostro sito www.iceveneto.it e sai cosa bevi. Impeccabile come sempre. Beh, insomma, dai, non esageriamo. Sempre. Mi raccomando, non andare via, io adesso torno in cucina perché devo preparare anche un dolce.